Cari telespettatori, siamo con Riccardo Capitanio, presidente Federmoda Confcommercio del Veneto. Insomma, mi sembra che il momento sia giusto per parlare anche dei saldi. Tanto attesi o no? Purtroppo hanno perso ovviamente della potenza che avevano una volta, perché per esigenze anche operative o esigenze anche economiche il commercio è in saldo quasi tutto l'anno. Poi l'avvento ovviamente delle piattaforme online hanno quasi liberalizzato gli sconti. Ecco, noi abbiamo la prima data ufficiale che è il primo weekend di luglio, quindi quest'anno cade il 4 di luglio, quindi è sempre un'opportunità, perché i saldi sono diversi dalle promozioni che ci sono prima, però insomma vediamo se riusciamo a recuperare un po' questo giugno. Ma c'è bisogno di recuperare? C'è bisogno di recuperare, diciamo che in confronto all'anno scorso è andata bene la stagione, in questo ultimo mese, quindi il mese di giugno, segnaliamo delle difficoltà, soprattutto nei centri storici. Legate secondo voi a che cosa? Legato alle temperature, legato anche all'attrattività dei centri storici, tanti negozi che chiudono, tante chiusure. Infatti. E poche aperture. Che cosa dovrebbero fare da un lato le amministrazioni, dall'altro invece chi può fare qualcosa? L'amministrazione hanno i fondi che hanno, certo una condivisione dei progetti è quello che chiediamo sempre. Dall'altra parte la Regione e lo Stato deve ormai organizzarsi per creare delle zone dove l'apertura del punto vendita deve essere quasi a una tassazione sicuramente agevolata. Servizi, raggiungere certi centri storici, alcune città hanno anche un sistema di parcheggi che è incentivante, altri invece penalizzante o estremamente costoso, quello che lamentano molti, o arzigogolato. Esatto, diciamo anche il comune di Padova, abbiamo i lavori del tram che sono lavori del tram, li mettiamo ormai, li abbiamo criticati già troppo, adesso siamo quasi in finale, quindi aspettiamo il trenino. E per i parcheggi ovviamente il primo acquisto del cliente non può essere il parcheggio per accedere alla città, non vogliamo parcheggi gratuiti però a prezzi calmierati. Questo è assolutamente importante, e degli spazi adeguati tra l'altro, perché bisogna che tutte le persone possano accedere, non necessariamente solo chi ha la macchina. Esatto, non dobbiamo demonizzare le auto o i motori a scoppio. Ci sono, le persone le hanno comprato queste auto, dobbiamo far accedere a queste città, perché vediamo che in tutte le città, non solo Padova, ma in tutte le città d'Italia si stanno svuotando. Per carità, si stanno svuotando perché non abbiamo fatto vecchi investimenti che andavano fatti perché ci sotterranei, accessibilità, strade diverse, però adesso dobbiamo recuperare. Col PNRR sono stati terminati quindi per lo più le opere? Sì, quello che era stato messo in campo sono state soprattutto nel trasporto pubblico. Benissimo Presidente, io la ringrazio tantissimo, in bocca al lupo a tutti per il discorso dei saldi, poi faremo anche il punto di come saranno andate, speriamo bene naturalmente. E termineranno quando? Termineranno ormai a fine agosto, però ormai sono sempre più brevi, mi raccomando comprate nei negozi di paese. Grazie ancora, buon proseguimento cari telespettatori, a presto.